Buonasera a tutti, benvenuti a Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi parliamo di relazioni, di distanza emotiva, di quel confine sottile che spesso si crea fra le persone. Lo facciamo attraverso la musica di Riccardo Ruiu, cantautore che ha scelto di raccontare il nostro tempo senza filtri. Ciao Riccardo, benvenuto. Ciao Fabrizio, grazie per l'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Con Riccardo ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Il suo brano Tra me e te è ormai da un qualche mese in giro, una canzone che comincia a non appartenere più solo a chi l'ha scritta. Riccardo, ti chiedo che tipo di reazioni ti stanno arrivando dalle persone che hanno ascoltato il tuo brano Tra me e te? Ma direi che insomma, il brano è stato apprezzato tanto e sono felice di questo perché vuol dire che, insomma, che il lavoro svolto appunto, insieme ai miei due arrangiatori, Maurizio Rossi e Stefano Ferrari, vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro e siamo arrivati insomma, alla gente, quindi perché il messaggio del brano è anche un messaggio anche un po', come dire, un po' forte, in questo senso è ci tenevo tanto appunto che arrivasse nel modo in cui volevo. Secondo me è stato colto proprio, insomma, secondo quelle che erano, diciamo, le mie aspettative, ecco. Ecco, il tuo brano nasce da una riflessione, abbiamo detto, sulle ferite invisibili. Potremmo dire quelle lasciate dalla pandemia, ma anche quello che è venuto dopo. Secondo te, cosa ci ha lasciato davvero quel periodo? Ci ha reso più fragili oppure più sinceri? No, onestamente la canzone è proprio una critica a tutto quello che è successo in quel periodo perché la gente fondamentalmente eh, si è comportata, diciamo, seguendo quasi un istinto, cioè l'istinto di sopravvivenza, diciamo così, e ha magari omesso ovviamente il rispetto, quello che deve essere dovuto a persone che magari hanno effettuato un'altra scelta, che deve essere rispettabile e doveva essere anche rispettata. Anche in quel periodo invece abbiamo assistito quasi a una sorta quasi di imbambolamento collettivo dove tutti facevano i controllori di tutti. Questo sicuramente ha tolto qualcosa e le cose non sono andate bene come ci auspicavamo. Purtroppo è stato un periodo buio, io direi un periodo buio dove abbiamo accettato delle regole illogiche innanzitutto e soprattutto dettate dalla politica, non veramente dalla sanità, come poi invece purtroppo è stato assodato, perché certe determinate scelte non avevano una base scientifica, come sta venendo fuori adesso, ma già come allora appunto si sospettava. Quindi di fatto ci ha resi più fragili ad oggi. Esatto, molto più fragile, anzi ha mostrato qual è la vera debolezza umana quando l'uomo viene messo sotto pressione, a cosa può arrivare a fare, perché veramente a noi, faccio un esempio, a me ci è arrivata anche addirittura a negare una bottiglietta d'acqua in aeroporto, quindi stiamo proprio parlando di atteggiamenti quasi veramente da squadristi, ecco, quindi ma addirittura anche i semplici impiegati che si ergevano quasi a controllori spietati della collettività e questo è stato secondo me un periodo veramente dove sono viste le peggior cose, come si dice adesso, no? Le peggior cose appunto della nostra società, forse uno dei punti più bassi per quanto riguarda la mia esperienza di vita, ecco, che abbia mai sperimentato. Senti Riccardo, il titolo del brano è semplicissimo, però è potentissimo per quello che evoca. Ripeto ancora una volta, Tra me e te, e poi lo ascolteremo e lo vedremo in chiusura di puntata. Tra me e te è lo spazio dove nascono le relazioni, oppure dove si perdono. Ecco, secondo te questo brano è più una fotografia o una richiesta di cambiamento? E tutte e due, diciamo, perché la denuncia di tutto quello che è successo e diciamo sarebbe la fotografia. Invece poi ovviamente l'auspicio finale che poi dietro ogni canzone io lascio sempre uno spiraglio insomma di possibilità e di positività. Quindi diciamo che riguardo le due le cose. In primis bisogna segnalare ciò che non è stato fatto bene
e ciò che è andato storto per imparare dai propri errori. E poi ovviamente si spera che la gente impari dagli errori, anche se antropologicamente ho i miei dubbi, perché io vedo anche tanta ottusità, anche di fronte all'evidenza. Molta gente molte volte appunto, addirittura non si arrende, continua imperterrita con le proprie convinzioni. Quindi su questo sono un po', devo dirlo, un po' scettico. Però, come dice sempre, la speranza è l'ultima a morire, quindi in questo senso il brano è sempre una, diciamo, sai, una sorta quasi è di monito allo stesso tempo, ma anche è un brano di speranza, ecco, sperando che i rapporti appunto ripartano da una base appunto del rispetto reciproco. Ecco, questo è fondamentalmente poi il messaggio principale e fondamentale della canzone. Nella tua canzone, nel testo della tua canzone, parli, anche se in modo poetico, di quello che si chiama l'individualismo, no? E viene chiamato anche come consumismo sentimentale. E ti voglio chiedere, viviamo davvero le persone come delle esperienze usa e getta? Diciamo che i rapporti nell'ultimo tempo, forse anche dovuto all'influenza dei media, dei social, dove la gente si sta un po' più estraniando dalla realtà, si sta estraniando, e quindi in questo senso i rapporti diventano sempre più labili, a mio vedere. Quindi questo comporta anche veramente una debolezza e una labilità appunto nei rapporti, che secondo me è molto diversa rispetto a prima. Prima che i rapporti si soffriva anche per stare insieme, diciamo che si lottava anche per salvare un rapporto. Ora invece i rapporti sono quasi diventati un po', usa e getta è un brutto termine a utilizzare, però il consumismo, che è un termine preso ovviamente dal mondo tecnologico, dove gli oggetti vengono sostituiti in fretta proprio dovuto al consumismo tecnologico. Piuttosto che ripararli, si compra qualcosa di nuovo. Esatto, si lasciano gli oggetti, si buttano gli oggetti ritenuti appunto non più utili o inservibili, quando invece si è presa la mania, invece, dalla mania appunto del consumismo, cioè quindi il comprare perché c'è qualcuno che ci spinge a fare questo. Probabilmente questa cosa si sta anche spostando sul piano emotivo e sul piano relazionale. Ecco, questo è quello che io denuncio appunto nella canzone. Ecco, scrivere tra me e te in questo momento del tuo percorso artistico è stato anche un modo, diciamo, sia terapeutico ma anche per prendere posizione? Sì, è certo, perché tra me e te è tutto, questa canzone non è un brano romantico, anche se a primo acchito uno ascoltandola potrebbe sembrare così, ma è tutta un'altra cosa. O se lo è in minima parte, ecco, diciamo così. Ma il tra me e te indica invece, sta ad indicare quella connessione tra me e te, cioè tra l'io e la collettività, cioè con quelle persone che hanno in quel momento avuto lo stesso sentire di effettuare una scelta anche controcorrente, ovviamente, e quindi non seguendo, diciamo, quelli che erano appunto i dettami, ecco, generali, di chi invece non si fidava di determinate direttive appunto sanitarie, che poi sanitarie non erano. E quindi questo ha stabilito veramente una connessione fortissima con quelle persone che al contempo si sono sentite anche discriminate, hanno subito dei soprusi, delle angherie, delle privazioni, sono state denigrate anche ovviamente socialmente, stigmatizzate. Quindi tutto questo ovviamente ha determinato un deterioramento anche dei rapporti tra persone. C'è gente che ha litigato anche in famiglia, c'è gente che ha avuto amicizie che si sono rotte, anche rapporti sentimentali che si sono rotti, e quindi questo tra me e te sta ad indicare questa sorta quasi di connessione con persone che hanno avuto lo stesso sentire. E questo è stato ovviamente questo è il messaggio, ovviamente uno dei messaggi appunto della canzone, se non forse il più forte, ecco, oltre a quello a cui mi sono riferito prima, quello del rispetto, perché il tra me e te significa veramente il sentire l'altro, non è solo la persona amata, ma anche il sentire l'altro, quando soprattutto nei momenti di difficoltà e quando si viene, come dire, subisce quasi una sorta quasi di ostracismo, ecco, sociale. Quindi diciamo che fondamentalmente tra me e te ci ricorda che la connessione umana non è scontata e va coltivata. Questo potrebbe essere il senso di questo brano,
o c'è anche certo. qualcos'altro? No, no, certo, ovviamente ci sono anche diverse altre critiche, ovviamente, Chiavi di lettura. allo sta odierno, ovviamente, il fatto comunque della la preponderanza dei rapporti social, ormai si è persa quasi anche come dire, il contatto fisico, no, tra persone, viene quasi tutto rimandato a una sorta quasi di realtà virtuale, anche le conoscenze sono più virtuali. Noi abbiamo sui nostri social abbiamo 1500 amici, io vorrei sapere se nel mezzo della notte uno dovesse avere bisogno, quanti di questi 1500 accorrerebbero in caso di, di bisogno reale. Ecco, quindi questa è la domanda che poi si pone, perché alla fine poi ciò che conta è la realtà dei rapporti, la vicinanza fisica, umana, e questo che poi tutto il resto è fuffa, ecco, come dico io. E quindi nel senso che comunque bisogna anche ripartire veramente da una connessione, ma basata proprio sul contatto fisico, ecco, non rimandare tutto a una sorta di social, di apparenza, ecco, che è quella che poi nella canzone viene anche ripresa, no? Cioè l'apparire conta più invece dell'essere, e questo è uno dei tanti punti purtroppo negativi che vediamo tutt'oggi. Prima di chiudere la chiacchierata con te e dar spazio al tuo video, appunto il tuo brano Tra me e te, ti faccio l'ultima domanda. La tua musica più in generale è quella cantautorale italiana, in questo caso con uno sguardo moderno, uno sguardo impegnato. Ecco, in questo momento del tuo percorso, che artista ti senti di essere? Ma io direi, mi piacerebbe essere come dire, la continuazione dei grandi a cui mi sono sempre ispirato, quindi grandi cantautori dei nostrani, appunto, la musica italiana, magari gettando un ponte verso sonorità che ovviamente che strizzano l'occhio un po' diciamo, a sonorità più moderne, ecco, diciamo così, e quindi creare una sorta quasi di trade union tra una sorta di musica cantautorale, che era, insomma, diciamo anche ben definita, con determinate musicalità che sono invece diciamo, più moderne. In questo devo ringraziare il mio arrangiatore, i miei due arrangiatori che mi hanno aiutato nel mio percorso. Ripeto ancora una volta, Stefano Ferrari è un grandissimo musicista, ha avuto una grande idea per quanto riguarda appunto l'arrangiamento, poi coadiuvato anche da Maurizio Rossi, che ha curato il mix, l'editing e anche il mastering. Riccardo, ovviamente ci rivedremo, lo diciamo che il brano Tra me e te è disponibile in tutte le piattaforme digitali, quindi chi volesse ascoltare, utilizzarlo, condividerlo è assolutamente benvenuto, no? Certamente, si può anche acquistare, quindi è presente su tutte le piattaforme digitali, anche su YouTube, ovviamente su Amazon, si può acquistare su Amazon, ascoltare molti video, vedere i video, mettere un like, magari commentare, che ovviamente non guasta, serve per l'algoritmo, il cosiddetto algoritmo. Purtroppo siamo schiavi degli algoritmi, però servono per avere visibilità, ecco, così almeno fare in modo che almeno il messaggio che venga diffuso quanto più possibile. Ecco, questo sarebbe il mio ringraziamento a tutti quelli che lo faranno. Allora Riccardo, grazie ovviamente della tua partecipazione, della tua presenza, grazie per questo dialogo sincero. E grazie a te Fabrizio per l'invito, sempre felice di partecipare al tuo effetto serra, fa sempre un bel effetto. È un piacere e un onore. Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito e vi lascio assieme appunto al brano Tra me e te, Riccardo Ruju. Grazie. Dicono andrà tutto bene e noi, prigionieri senza catene di una bugia. Tra distanze sociali e legami surreali, sarà questa la vera malattia.
E stringimi forte in un tempo banale, in questo consumismo sentimentale che brucia in fretta tutto, anche l'amore, e tutto è social se no non vale, dove è vero solo quello che appare, ma noi andiamo contro vento perché lo sai, tra me e te è un respirare nello stesso momento, in questo vivere un po' fuori tempo, ormai sei dentro me e finirà questo deserto di vento, questa distanza che non ha più senso. Tra me e te, na, e abbracciami forte per un istante in questa emergenza permanente che ti ruba la libertà e poi te la vende, e anche il diritto non è più importante, dove il pensiero non conta niente, ma tu dimmi che ci sei sempre per me. Col cuore d'asfalto, io e te, di rosso e cobalto, noi persi in mezzo a una folla di cuori, le persone si mischiano come colori, così per sempre, dentro uno sguardo, ci mischiamo io e te. Lo sai, tra me e te è un respirare nello stesso momento, in questo vivere un po' fuori tempo, ormai sei dentro me e finirà questo deserto di vento, questa distanza che non ha più senso. Tra me e te. Lo sai, sei dentro me e finirà questo deserto di vento, questa distanza che non ha più senso. Tra me e te.